Aria frizzante da notti magiche e poi lo vedi arrivare ed è lui davvero, Roberto Baggio. È venuto a salutare quella coppa, la Coppa Europea del Trionfo dell'11 luglio a Wembley. Un simbolo iconico, vinto sotto il cielo di un'estate italiana e che oggi viene esposto sotto il cielo freddo e piovigginoso di un autunno vicentino. Il trofeo è esposto nella loggia del Capitaniato, gioiello architettonico incastonato nella Piazza dei Signori. È un'emozione unica. Pensavo più grande, un po' più data anche l'importanza comunque ben meritata. Cerchiamo di portare avanti, di non fermarci qui e di andare ai mondiali. Quando abbiamo vinto l'Europeo ero così concentrato a fare dell'altro che non avevo neanche notato la forma, le dimensioni o il materiale, il colore della coppa, quindi è un'opportunità per vederla. Niente male, niente male. Adesso bisogna andare a vincere un'altra, quella del mondiale si spera. È una bella emozione vederla qua, non me l'aspettavo, guarda, tra l'altro di trovarla qui. È bellissima sta coppa, sì, veramente bella, meritata direi. Che stava qui non me l'aspettavo. Io tra l'altro mi trovo per caso qui, quindi ho detto com'è possibile che c'è la Coppa dei Campioni d'Europa qua. Ma speriamo che ci danno qualche soddisfazione pure per il mondiale, che c'è voglia di viverli, sinceramente. Gli addetti alla sorveglianza controllano che i visitatori rispettino le regole e non danneggino la coppa. E chiedevano in tanti se ci fosse un album dove rilasciare un commento, solo una firma, un pensiero, e dovremo aggiungerlo effettivamente. L'iniziativa Azzurri d'Europa, promossa dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione col Comune di Vicenza, sorprende i vicentini, i visitatori occasionali, i turisti. Un ritorno a casa per la Coppa dell'Europeo, opera di maestri artigiani di un'azienda vicentina. Le notti magiche, in fondo, non tramontano mai.